Grazie Presidente. Invece, a differenza del relatore, noi abbiamo deciso di presentare una correlazione per ogni provvedimento per poter analizzare nel dettaglio i vari elementi che caratterizzano questa manovra di bilancio. Ieri abbiamo ragionato attorno al collegato, cioè alle proposte di modifica legislativa che dovrebbero incidere sull'impianto delle politiche regionali. Oggi invece ragioniamo sulla legge di stabilità che deve contenere il quadro di riferimento finanziario del bilancio di previsione. E questa legge di stabilità consta sostanzialmente di un solo articolo che autorizza il finanziamento di determinate leggi regionali, tendenzialmente quelle che hanno attinenza con aspetti di natura finanziaria e quelle che principalmente indicano spese in conto capitale. Tutto qui, nel senso che la proposta di impianto legato ai riferimenti finanziari di questa Regione per l'anno 22, 23 e 24 sostanzialmente non esiste. A me sembra del tutto evidente che un'impostazione di questo tipo, che vedremo poi ribadita anche nell'impianto della legge di bilancio, confermi sostanzialmente l'assenza di un'azione proattiva dell'amministratore regionale nell'orientare la fase storica, economica e sociale che stiamo attraversando. E non a caso, infatti, anche il Governo in questi giorni, in queste ore, sta procedendo invece ad una riforma fiscale che, con tutte le difficoltà che sono anche collegate ad una maggioranza di governo eterogenea, sta però tentando di definire un intervento che, incidendo su diversi piani, dalla rimodulazione degli scaglioni IRPEF alla decontribuzione della previdenza, all'aggiornamento Istat delle pensioni, alla revisione del sistema delle detrazioni, insomma una riforma, un tentativo di riforma da parte del Governo che possa concretizzarsi in una riduzione della pressione fiscale sul cosiddetto ceto medio e contemporaneamente provare a venire incontro alle necessità dei ceti meno abbienti, di chi ha più difficoltà, di chi ha pagato il prezzo più alto di questa crisi. Abbiamo infatti detto in premessa quanto lo scoppio della pandemia e la recessione economica che ne è conseguita abbiano stravolto la vita di tutti, ma anche quanto gli impatti più devastanti abbiano interessato le fasce più fragili della popolazione, acuendo vulnerabilità e divari preesistenti, ma facendone emergere e affiorare anche di nuovi. Gli effetti dello shock pandemico sulle condizioni economiche delle imprese e delle famiglie e gli impatti della crisi anche alla luce di come si sono distribuiti tra le persone dovrebbero convincere a rivedere e a ricalibrare alcune politiche pubbliche, anche quelle di natura redistributiva, a maggior ragione in sede di bilancio previsionale. È certamente vero, infatti, che anche prima della crisi si era in presenza di ampi squilibri nella distribuzione della ricchezza, ma è altrettanto chiaro che la pandemia, colpendo la ricchezza, ha influenzato pesantemente le possibilità delle persone di investire sul proprio futuro, ha condizionato le opportunità di accesso all'istruzione, ha ridotto la facilità di accesso al credito per le imprese e le famiglie, ha limitato fortemente la libertà di assumere rischi per realizzare progetti imprenditoriali. Nel corso del 2020, lo dico ai membri della Giunta, all'assessore Buttaccini, l'unico presente, all'assessore Corazzari che è appena arrivato, nel 2020 c'è stata una contrazione generale del reddito medio, più contenuta nei lavoratori dipendenti grazie alle misure di protezione varate dal Governo nazionale e più marcata per i lavoratori indipendenti, imprese e lavoratori autonomi, liberi professionisti. Il reddito equivalente delle famiglie si è ridotto di oltre il 6% anche in questa Regione, così come si è registrato un aumento dell'incidenza della povertà e della povertà assoluta. Sappiamo perfettamente che la dimensione reddituale non è sufficiente a spiegare da sola lo stato del benessere degli individui, ma è chiaro che la dimensione reddituale incide indirettamente su molti rilevanti fattori: la salute, l'accesso ad un'istruzione di qualità, la disponibilità di un'abitazione adeguata, le incertezze connesse
alle condizioni di lavoro, sono ormai servizi pubblici che purtroppo spesso anche in questa regione non vengono universalmente soddisfatti. Se dunque riconosciamo come rilevanti questi diritti sociali, alla casa, alla sanità, alla salute, all'istruzione, al lavoro, e se concordiamo sul fatto che la pandemia ha acuito le diseguaglianze anche nella possibilità di accedere a pari condizioni ai servizi pubblici, diventa cruciale il problema del rapporto tra equilibrio di bilancio, regole contabili e diritti sociali. Infatti, mentre in riferimento all'erogazione dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, l'equilibrio di bilancio non incide poiché la loro compatibilità con le risorse è già sostanzialmente fissata in sede normativa, almeno in linea di principio così dovrebbe essere, le prestazioni corrispondenti ai diritti sociali sono condizionate dalle disponibilità delle risorse pubbliche. Ciò significa che sullo Stato incombe l'obbligo di tutelare il diritto alla salute e fornire le conseguenti risorse necessarie, mentre l'erogazione delle prestazioni sociali deve fare i conti con le risorse disponibili in termini di sostenibilità economica e possono dunque differenziarsi tra regioni. Dunque, mentre per i diritti garantiti dai LEA lo Stato fornisce le risorse necessarie, per l'erogazione di tutti gli altri servizi servono risorse proprie. È molto complicato valutare in che modo e fino a che punto le politiche fiscali siano in grado di estendere i diritti sociali e porre un freno alle crescenti diseguaglianze. Mi rendo conto che non c'è un algoritmo certo, ma è altrettanto vero che un eccessivo divario tra cittadini nelle opportunità può minare la coesione sociale, alimentare tensioni e arrivare a rallentare la crescita economica. Ecco perché mentre discutiamo di politiche fiscali stiamo sostanzialmente discutendo anche di coesione sociale. Gli investimenti in istruzione e in sanità, ad esempio, contribuiscono a ridurre le diseguaglianze, non solo di reddito, contrastano la povertà, migliorano la mobilità sociale e favoriscono una crescita economica inclusiva. Credo sia un tema da affrontare ora per lasciare alla discussione sul bilancio la valutazione più propria delle politiche allocative delle risorse, mentre sta nella legge di bilancio affrontare il tema della funzione redistributiva delle risorse. In particolare le imposte dirette, personali e progressive riducono le differenze nel passaggio da redditi di mercato a redditi disponibili. Sono convinta che le diseguaglianze si ingenerano certamente nella fase precedente all'imposizione fiscale e su questo lavoro c'è certamente molto da fare, ma al contempo penso che non sia un'eresia utilizzare anche questa leva, la redistribuzione fiscale, per contrastare queste differenze. Ovviamente non penso tocchi a noi minoranze, avanzare proposte in questo senso e credo che non possano anche avere valore senza aver chiaro qual è il progetto sul quale poi vogliamo investire, progetto di società, progetto di sviluppo, progetto di sostenibilità equilibrata. Mi limiterò dunque a citare dei fatti che spero possano essere utili nella nostra riflessione, nel nostro confronto. Come sapete, l'addizionale regionale all'IRPEF è un tributo proprio delle regioni, disciplinato dal legislatore nazionale, che destina interamente il gettito a favore delle regioni. Non a caso faccio un riferimento a questo principio nel Consiglio regionale che più di tutti ha speso tempo, parole, risorse, energie nel nome dell'autonomia. Dunque l'addizionale regionale IRPEF è per definizione il tributo principale nella definizione, nella costruzione dell'autonomia impositiva delle regioni. In Italia esistono solo 4 regioni che non applicano l'addizionale regionale, o meglio che non aggiungono il pezzo di addizionale IRPEF rispetto a quanto imposto già dallo Stato. La Sicilia, la Sardegna, la Val d'Aosta e naturalmente il Veneto. Cioè il Veneto è l'unica regione a statuto ordinario che non applica l'aliquota regionale all'IRPEF.
Le scelte delle altre istituzioni regionali sono effettivamente variegate nel panorama nazionale. C'è chi ha fissato un unico scaglione uguale per tutti, un'unica aliquota uguale per tutti, l'Abruzzo, la Campania, la Calabria, chi ha distinto i due redditi solo in due fasce, bassi e alti, come il Friuli Venezia Giulia. La stragrande maggioranza delle regioni italiane, dall'Emilia al Lazio, dalla Liguria alla Lombardia, ha invece scelto di sfruttare pienamente le opportunità che la legislazione nazionale offre all'autonomia impositiva delle regioni e ha scelto i 5 scaglioni, quelli, diciamo, il metodo della massima progressività, che pesa poco o nulla sui redditi bassi e pesa di più su quelli altri oltre i 75.000 euro. Ora, ovviamente non sta a me, non sta a noi suggerire cosa fare. Capisco che la retorica del Veneto tax free sia utile e non mi sfugge il consenso che consegue a questa retorica. Ma sta a me e a noi sottolineare che a queste condizioni, cioè con tutte le altre regioni che hanno maggiori disponibilità finanziarie perché hanno scelto di esercitare pienamente l'autonomia impositiva regionale, la sfida sulle possibilità di spesa tra la regione del Veneto e tutte le altre regioni è persa in partenza, perché quelle regioni avranno sempre delle risorse in più che noi non abbiamo. E che dunque c'è una ragione, Assessore Calzavara, se l'Emilia investe di più in cultura del Veneto, se la Toscana investe di più in servizi sociali del Veneto, se la Lombardia investe di più del Veneto nel sostegno alle imprese. C'è una ragione per cui i giovani del Veneto preferiscono Milano o Bologna ed è molto semplice, perché in Emilia, in Toscana, in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia ci sono più risorse disponibili e dunque ci sono più servizi e più opportunità. Non so quale sia il calcolo che porta la Giunta, Presidente Zaia, a dire che in Veneto non si applicano tasse per oltre 1 miliardo, o meglio me l'ha spiegato l'assessore, diciamo, in Camera Caritatis poco fa. Ma è chiaro che nessuno qua sta proponendo di tassare i veneti per 1 miliardo in più, che sarebbe, come dire, la cifra a cui arriveremmo se fissassimo al massimo tutte le tasse che potremmo fissare. E lo dico non per una questione di consenso, come fa Zaia quando dice 1 miliardo di tasse in meno. Sono contraria a questa ipotesi perché la trovo un'operazione discutibile, soprattutto dal punto di vista sociale, perché annullerebbe di fatto quella funzione redistributiva rispetto alla quale stiamo provando ad argomentare. Ma anche qua comprendo che politicamente l'artificio retorico di sparare la cifra più alta possibile fa una certa impressione, come se l'alternativa fosse o 0 tasse o tantissime tasse. Io però non penso che sia questo il punto in discussione, almeno lo può essere nei talk show televisivi, non nell'aula di questo Consiglio regionale, dove invece dovremmo provare a confrontarci, a capire se la leva fiscale in termini prettamente redistributivi, cioè fondata sulla progressività dell'addizionale, può essere un'opzione utile e concreta, perché dentro questo Consiglio regionale non facciamo propaganda, proviamo a risolvere dei problemi. E quindi io chiedo all'assessore, all'Aula, se la leva fiscale redistributiva nella fase storica di cui stiamo parlando può essere un'opzione che ci consenta di offrire ai veneti più servizi, che ci consenta di mettere il Veneto nelle condizioni di competere a parità di armi in pugno con le altre regioni in questa fase delicata. E guardate, lo dico perché mi aveva un po' incuriosito l'elenco dei primati che il Presidente Zaia ha fatto in quest'Aula. È vero che il Veneto è ai primi posti per bassa pressione fiscale pro capite, certo, non abbiamo l'addizionale IRPEF. Però il Veneto è anche ai primi posti per minor spesa pro capite. Chiediamo meno ai veneti e diamo meno ai veneti. Quanto spendono le altre regioni italiane per ogni cittadino?
quanti soldi le altre regioni hanno in cassa e possono essere trasformate in servizi per i loro cittadini. E chiaramente il Veneto, se incassa meno, può spendere meno. Anche se abbiamo l'impresa e il tessuto produttivo che hanno un PIL molto alto, un reddito molto alto. Ma se noi su quel reddito non facciamo alcuna operazione redistributiva, le risorse in questa regione non restano. Il Veneto, con 16.000 euro pro capite di spesa per cittadino, è agli ultimi posti nella classifica nazionale tra le regioni. 16.000 euro. Peggio di noi, per i propri cittadini, fanno solo la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania. Il Lazio investe per i suoi cittadini oltre 24.000 euro a testa. L'Emilia Romagna 19.000. Il Veneto 16.000. Quei 16.000 euro sono i servizi erogati ai cittadini, sono le prestazioni erogate ai cittadini. E io penso che in una fase come questa, in cui le diseguaglianze crescono e con esse si riduce la possibilità per molti di avere accesso a servizi e opportunità, avere meno servizi pubblici sia sbagliato, perché i meno servizi pubblici si scaricano rispetto a chi, più fortemente su chi, non ha le possibilità economiche per procurarseli diversamente. Ecco perché parlavo di funzione redistributiva. Tanto che, Assessore, a molte delle proposte che abbiamo avanzato per aumentare tutele e sostegni, per aumentare opportunità e servizi, giustamente la sua risposta è sempre stata la stessa. Concordo, ma non ci sono i soldi. Mi piacerebbe, ma non ho le risorse. Se chiediamo di sostenere gli adeguamenti del contratto nazionale di lavoro, della cooperazione sociale che si occupa di anziani nelle RSA, che è una questione sacrosanta che io so che condividiamo, la risposta è che non ci sono i soldi per farlo. Se chiediamo di investire nella scuola, la risposta è siamo d'accordo ma non ci sono i soldi per farlo. Se chiediamo di sostenere i giovani imprenditori attraverso delle manovre fiscali che consentano la detassazione, ad esempio, delle imprese giovanili e delle start-up innovative, voi ci dite è giusto, ma non abbiamo i soldi per farlo. Se chiediamo di ripristinare i finanziamenti e le risorse per il contrasto all'illegalità e alla presenza delle organizzazioni criminali in questa regione, voi ci dite che è giusto ma che non ci sono i soldi per farlo. Ecco qual è il problema. E non lo dico perché la sinistra è delle tasse e la destra è contraria alle tasse. Lo dico perché quando si governa si ha la responsabilità delle volte, per il bene di tutti i cittadini, in particolare di chi ha difficoltà, assumersi la responsabilità di scelte scomode dal punto di vista elettorale. Scomode. Ma che servono delle volte, e ripeto in una fase come questa. Io sono sincera, mi ha abbastanza impressionato il modo in cui il Presidente Zaia ha liquidato questa questione, confondendo la funzione retributiva, che è una funzione strategica, costituzionalmente riconosciuta del pubblico, dello Stato, con la beneficenza. Zaia ha detto tax free, ma poi se sono d'accordo, chi ha di più. Qualcuno ha acceso microfono e autoparlante, per favore attenzione. Prego Camani. Dice sono d'accordo, chi ha di più deve dare a chi meno, infatti facciamo la beneficenza. Ora che sia chiaro, non stiamo parlando di fare beneficenza, Robin Hood è una storia, noi stiamo come dire, rappresentando un'istituzione pubblica che non fa beneficenza, che toglie ai ricchi per dare ai poveri. Siamo un'istituzione pubblica che a mio giudizio dovrebbe ragionare sulla opportunità, sulla possibilità di esercitare quella funzione redistributiva.
una società più giusta, più uguale, fondata sulla coesione sociale, è il contesto migliore per tutti ed è anche questo il miglior volano per la ripresa economica dei territori. Uno sviluppo equilibrato e giusto non è beneficenza, è mettere in campo le condizioni migliori perché anche la società veneta possa crescere, progredire insieme. È una necessità politica di tutte le economie moderne. Lo dicevamo l'altro giorno sulla discussione sui fondi europei, no? L'Europa sta investendo centinaia di miliardi proprio per garantire uno sviluppo e un equilibrio più giusto, più equilibrato, più coeso. L'Europa ci dice: vi do 2 miliardi, Regione del Veneto, perché l'obiettivo che vi dovete porre è quello di investire su una coesione territoriale e sociale, su una società in cui non c'è chi rimane più indietro e chi va più avanti. E non è beneficenza. E ha anche un suo senso dal punto di vista economico, perché gli stati, le economie moderne, le regioni corrono di più se c'è un tessuto e un contesto sociale equilibrato, giusto, senza tensioni sociali. Perché se c'è disagio, se ci sono diseguaglianze, se il contesto sociale non è equilibrato e giusto, il motore si ingrippa, anche quello della ripresa economica. E io penso che oggi voler investire contro le diseguaglianze, appunto, non coincide con l'atteggiamento paternalistico di chi vuole occuparsi degli sfigati che stanno peggio, ma vuol dire lavorare su una società più giusta che è in grado di correre più velocemente. E se ci pensate, questa regione ha fatto della coesione sociale un esempio in Italia. E non è un caso che in questa regione c'è l'esperienza del volontariato del terzo settore migliore che dalle altre parti. Proprio perché lo sappiamo da sempre, fa parte del DNA dei veneti, che il progresso fa rima con coesione, con uguaglianza, con pari opportunità. E allora come si fa, se si vuole davvero essere gli interpreti autentici dei cittadini del Veneto, dimenticare questo elemento fondamentale della nostra gente? Erogare servizi, prestazioni adeguate per tutti, è questo l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Altrimenti è chiaro che partiremo sempre indietro, saremo sempre un passo indietro rispetto ad altri territori. E io credo che oggi sia più complicato fare ciò che abbiamo chiesto negli ultimi anni, cioè chiedere al nostro tessuto produttivo imprenditoriale di andare avanti, malgrado le condizioni di partenza siano più disagiate rispetto a quelle delle altre regioni. Perché se noi facciamo un paragone tra quello che investe la Lombardia e quello che investe il Veneto per le imprese, c'è un abisso. Però finora le nostre imprese, grazie alla struttura anche della piccolissima impresa, del distretto, dell'eccellenza, è riuscita comunque ad eccellere, a stare nei primi posti. Oggi io credo che se a quelle imprese non diamo risposte concrete in termini di servizi e di opportunità, se non le mettiamo nelle condizioni di competere ad armi pari con le imprese dell'Emilia Romagna, sta già avvenendo, Assessore, negli ultimi anni. Se non le mettiamo nelle condizioni di competere ad armi pari con le imprese dell'Emilia Romagna, nel 2026 sarà un'altra la classifica sul benchmark delle regioni italiane. E questo io credo sia l'argomento che dovrebbe animare la nostra discussione attorno alla legge di stabilità. Quindi non è il tema di chi è cattivo e vuole mettere le tasse e chi non è cattivo e non le vuole mettere. Il tema è che dobbiamo con responsabilità spiegare ai veneti cosa vogliamo fare. Spiegare come possiamo pensare di continuare a reggere di fronte ad una necessità, una evidente necessità che aumenta di servizi e di prestazioni, e noi che per quanto siamo stati bravi in questi anni a tenere i conti in ordine, a recuperare anche alcuni elementi diciamo di eccessivo indebitamento, a costruire le condizioni migliori per utilizzare i fondi comunitari. Malgrado tutto questo, arriverà un punto che
sarà di caduta rispetto al quale noi non arriveremo preparati. Perché se noi aggiungiamo che oltre alla mancata decisione di investire nella funzione redistributiva e quindi nell'aumentare le entrate correnti, c'è anche una scelta di non ricorrere sostanzialmente all'indebitamento, perché guardate, ci sono tanti modi per recuperare risorse, si possono mettere le tasse, si può anche fare un bel mutuo. Questa Regione ha deciso contemporaneamente di non mettere tasse, secondo me abdicando anche all'esercizio di quell'autonomia impositiva che invece per quanto poco lo Stato ci ha concesso, e contemporaneamente ha scelto di non andare a mutuo. E quindi noi ci troviamo nella condizione che non siamo in grado di competere con le altre realtà né in termini di spese correnti, quindi nell'erogazione di servizi e di prestazioni ai cittadini, e neppure nella progettazione di lungo periodo, perché non andiamo a mutuo. Se non ricordo male, i mutui che stipuleremo quest'anno sono quelle per le Olimpiadi e nel 2024 per l'ospedale di Padova. Ma vi sembra possibile che nel 2022, l'anno strategico, noi ci mettiamo nella previsione di non fare mutui? E poi arriveranno i fondi del PNRR, e poi arriveranno i fondi comunitari. Non possiamo sempre confidare che sia qualcun altro, Bruxelles, l'Europa, Roma, il governo, a salvare ciò che noi non siamo in grado di programmare. Perché poi se arrivano quelli, bene, ma manca la progettazione e io credo manchi anche la volontà concreta di fare di questo Veneto una società più giusta. Perché nella crisi, di fronte ad un contesto in cui i livelli di reddito delle famiglie venete scendono nella misura in cui vi ho detto prima, la possibilità che le famiglie venete avranno di accedere ai servizi pubblici sarà dirimente. Sarà dirimente. Ora io non mi rendo conto che è difficile almeno in questo bilancio farvi cambiare idea sulla imposizione fiscale, non è neanche nostra volontà, il nostro obiettivo, direi non è neanche il nostro compito. Però io penso che un ragionamento in questo senso possiamo cominciare a farlo, perché ogni anno che passa è un anno perso. Quindi io penso che su queste premesse sia arrivato il tempo di discutere davvero di qual è il futuro che vogliamo immaginare per questa Regione e di come pensiamo a queste condizioni di poter garantire ai veneti quell'eccellenza a cui sono stati abituati. Grazie.